Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, buonasera, a te la linea. Grazie Simone. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate, tornando a sera, il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nasi torcano il viso da voi. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Abbiamo cominciato con Ennio Morricone e Lesce Vatim, Gang Gam del 1993, pezzo che è tratto dal Salmo 23 e dice, insomma, anche se attraversassi la valle più oscura, Signore, non avrei paura perché tu sei sempre accanto a me. E questa che avete ascoltato è la poesia Se questo è un uomo di Primo Levi. 2 anni fa una barbarie cieca, efferata, senza alcun barlume di umanità si è abbattuta su 1200 innocenti e ha privato della libertà altri 250 innocenti, non necessariamente ebrei, ma semplicemente colpevoli di voler vivere la loro vita in santa pace un sabato mattina. Sono passati 2 anni e dopo 2 anni abbiamo assistito all'esplosione di un antisemitismo, o come dice Liliana Segre, sopravvissuta all'Olocausto, la libidine di poter addossare tutto il male possibile addosso agli ebrei e goderne di questo rinnovato antisemitismo che non vedeva l'ora di rispuntare. A maggior ragione in questa giornata, abbiamo il dovere di ricordare il vero volto dello Stato di Israele, abbiamo ragione di ricordare che cosa hanno sofferto gli ebrei, il vero genocidio che è avvenuto in maniera industriale nelle orribili camere a gas e negli orrendi forni di Auschwitz, Birkenau, Mauthausen,
luoghi che saranno per sempre segnati dall'infamia. E a maggior ragione oggi noi speriamo, a differenza da altri animati dall'odio più totale, che queste morti siano state morti le ultime che abbiano portato almeno, se non alla pace, quantomeno a un cessate il fuoco in quella martoriata terra. E ora cominciamo la nostra trasmissione. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Buonasera amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Puntata numero 1052, io sono Antonino Danna, sono le 18 minuti e 37 secondi di questo martedì 7 di ottobre dell'anno del Signore 2025. Oggi ricordiamo la battaglia di Lepanto, 7 ottobre 1571, giornata anche della Madonna del Rosario, quindi auguri a chi si chiama Rosario, Rosaria, Maria Rosaria e così via. E in particolare, insomma, iniziamo la nostra trasmissione, vi ricordo sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, videopillole e molto altro ancora. 0292947222 quando lo dirò io, oppure 340 670 9659 e alle 18:35 tra l'altro arriva lui, implacabile come sempre, il senatore Claudio Borghi Aquilini per Scuola di Magia. Ma adesso qui Parlamento con il senatore Massimiliano Romeo che risponde oggi al ministro Tajani, nonché vicepresidente del Consiglio, su Gaza. Andate pure ragazzi. Qui Parlamento. Prima dire qual è il compito di noi politici. Innanzitutto il compito di noi parlamentari, che siamo rappresentanti dell'istituzione, dovrebbe essere quello di dare l'esempio. E in un momento drammatico in cui sta vivendo un po' tutto il mondo, con varie guerre che ci sono in giro, la prima cosa che dovrebbero fare i rappresentanti istituzionali sarebbe quella di abbassare i toni e non di cercare sempre, costantemente, lo scontro politico. Questa dovrebbe essere la prima cosa che dovremmo fare. Ringraziamo il ministro Tajani per le sue comunicazioni. Siamo consapevoli che sia assolutamente giusto e corretto la libertà di manifestare, di criticare Israele, di poter fare iniziative politiche. Noi della Lega l'abbiamo sempre detto, giusto che venga garantita questa libertà. Comprensibile anche che qualcuno dell'opposizione possa criticare la posizione del governo dicendo che forse sulla questione di Gaza siamo stati troppo morbidi, voi sareste stati più fermi, avreste dato l'atto politico di riconoscimento della Palestina e invece noi non l'abbiamo fatto. Tutto questo ci può stare nella logica del confronto politico, perché il confronto politico è il sale della democrazia, ma tutto deve avvenire all'interno di quelli che sono dei limiti. Perché diventa irresponsabile e si supera il limite quando, di fronte anche all'appello del Presidente della Repubblica, qualcuno voglia continuamente andare avanti rischiando di creare incidenti e di alimentare tensioni di carattere belligerante, come ha fatto la flottiglia e chi ci è salito sopra. Perché massimo rispetto il collega Croatti per le sue idee e per le sue scelte, ma bisogna essere anche responsabili e la responsabilità è il primo elemento che dovrebbe caratterizzare un rappresentante delle istituzioni. Quando il Presidente della Repubblica mi richiama, è doveroso per un politico rispettare quel richiamo, anche perché, lo diciamo con grande chiarezza, se davvero l'iniziativa politica, che ha avuto anche il suo discreto successo, la sua discreta visibilità, fosse stata quella davvero di consegnare gli aiuti al popolo palestinese, a quel punto si sarebbe accettata la mediazione del Patriarcato di Gerusalemme, della Chiesa, del Vaticano, del Cardinal Zuppi e di tutti quelli che sicuramente avrebbero consegnato gli aiuti. Ma quella non era la finalità, a detta degli stessi organizzatori. Questo è il vero punto politico. Di chi ha cercato lo scontro, rischiando, come dicevo, di alimentare tensioni belligeranti, in un momento in cui c'è sul tavolo un piano di pace.
un piano di pace che tutta la maggior parte del mondo sta approvando e che vuole che vada avanti e che può veramente far creare una nuova era e far iniziare una nuova era in Medio Oriente. Così come non è certo rivolto ai colleghi dell'opposizione notare come sia irresponsabile e inaccettabile denigrare e oltraggiare gli ebrei, come è avvenuto in diversi casi in Italia, come se la responsabilità delle guerre fossero del popoli e non dei loro governanti. Davvero un elemento di ignoranza, di ipocrisia e di ideologia intollerabile, tanto più quando questo arriva da alcune università. È intollerabile questo, assolutamente, non tenendo conto che in Israele c'è chi manifesta da mesi contro il governo Netanyahu. È una democrazia, c'è una libera possibilità di poter esprimersi. Quindi come si fa a pensare di incolpare gli ebrei generalmente? E questo è assolutamente inaccettabile. Come inaccettabile, questo sì rivolto nei confronti dell'opposizione, il fatto che il governo venga accusato di complicità del genocidio di quanto avviene a Gaza, strumentalizzando assolutamente una tragedia umanitaria per fini politici, non tenendo conto, uno, dell'impegno e dell'aiuto che il governo italiano ha dato alla popolazione palestinese con una missione che dall'8 di agosto, in accordo con la della Giordania, ci sono aviolanci tutti i giorni per aiutare proprio il popolo palestinese a ricevere direttamente gli aiuti. E dall'altra parte senza tenere conto dell'espressione contraria chiara che la Premier in primis ha preso contro l'occupazione di Gaza da parte di Netanyahu, una posizione chiara e inequivocabile. Quindi questo è inaccettabile e infatti mai abbiamo sentito una parola di ringraziamento alle nostre forze armate, alla nostra difesa, alla struttura diplomatica, alla nostra intelligence che hanno garantito la nostra sicurezza e hanno garantito anche il fatto che potessero arrivare gli aiuti a Gaza, alla popolazione palestinese, compreso il garantire la sicurezza per quelli che erano sulla flottiglia e complimenti, lo diciamo al governo, per come è stata gestita la situazione, perché davvero siete stati bravi in una situazione molto molto complicata che rischiava di finire davvero male. Quindi davvero un ringraziamento per tutti, per tutto il lavoro che viene fatto. Troppi, così come sono troppi stati i silenzi, perché questo in generale, nei confronti dei terroristi di Hamas. Non abbiamo sentito tutte queste grandi dichiarazioni nelle piazze sulla liberazione degli ostaggi, dimenticando che sì, non sarà probabilmente la causa principale, ma la guerra l'hanno iniziata coloro e sono i terroristi col vile attacco del 7 ottobre del 2023. Così come è riprovevole, lo dico con estrema chiarezza, riprovevole ergere, forse meglio, a portavoce di una nobile causa portata avanti, una persona che per mesi ha inneggiato alle uccisioni dei ragazzi israeliani, esprimendo sconfinata ammirazione per chi ne ammazzava tanti con atti di terrorismo che lei chiamava di resistenza. Riprovevole. Scegliete un'altra portavoce la prossima volta. Sceglietene un'altra. Così come è riprovevole festeggiare una che considera un oltraggio la liberazione degli ostaggi. E qualcuno ha scritto che il rischio di passare dalla civiltà alla barbarie è molto, molto vicino. Molto, molto vicino. Così come è intollerabile e inaccettabile recare danno agli italiani con manifestazioni che sfociano spesso in azioni violente, con tutti i danni che poi vengono creati, anche diciamo così dei vari beni, e poi alla fine lì chi paga, noi l'abbiamo detto, ci vogliono le cauzioni, chi fa le manifestazioni poi alla fine se sbaglia deve giustamente pagare, se rompe qualcosa deve pagare in prima persona, e che hanno l'unico obiettivo che è quello ovviamente di andare contro il governo. Assolutamente. Cioè lo sciopero improvviso, cioè cos'è? Se non la volontà di andare contro il governo, che sviliscono la stessa causa nobile di lotta per quello che è la Palestina. Tra l'altro questo è avvenuto solo in Italia, a testimonianza che la volontà era quella solo di colpire il governo italiano. Forse perché non ci sono altri argomenti su cui si può innescare un dibattito politico forte, e in questo momento, vista l'importanza internazionale che ha il nostro paese. Anche perché la posizione politica dell'Italia è sempre stata, a nostro giudizio, molto equilibrata.
anziché fare come altri paesi europei che hanno fatto tutte queste iniziative di riconoscimento della Palestina, mettiamo le sanzioni che non sono servite a nulla, perché di fronte a tutto questo Netanyahu non si è fermato assolutamente. Sono atti di propaganda politica, la Lega lo dice da tempo, che gli unici che potevano davvero convincere Netanyahu sarebbero stati gli Stati Uniti, e così è avvenuto. Stati Uniti che l'opposizione sia criticato solo perché c'è Trump. Questa è la verità, perché se ci fosse stato un altro presidente probabilmente non avrebbero fatto quello che hanno fatto. Anzi, chiedetevi cosa ha fatto Biden in un anno e passa di guerra, che non è riuscito a mettere a posto nulla da questo punto di vista. Perché se Trump fosse un pazzo o uno squilibrato, come volete far credere, difficilmente si sarebbe arrivati ad una proposta di pace come quella avvenuta, perché è stato ricordato bene prima. Per arrivare a una proposta di pace di questo tipo, dove addirittura coinvolge la stragrande maggior parte dei paesi arabi e musulmani, vuol dire che la diplomazia, quella sotterranea, quella che non si vede, era in azione già da tempo. Come dire che gli Stati Uniti stavano già lavorando per arrivare ad una soluzione. Altro che incendiari, le dichiarazioni di Trump, sarà spregiudicato, avrà il suo carattere, sarà imprevedibile, ma il risultato di oggi è questo. E chi vi mette in difficoltà? Tant'è vero che non siete in grado di votare una mozione che dice di sostenere il piano di pace, perché è inaccettabile anche questo, il fatto che dalla sinistra arrivi un'astensione. Che significa astenersi di fronte alla possibilità e all'unico spazio possibile di pace che ci si presenta davanti? Davvero una posizione politica che è assurdo portare avanti. Così come lo dico, visto che era all'inizio e mi avvio alla chiusura, Presidente, ha fatto bene a ricordarmelo, forse era meglio prendere una posizione politica univoca, evitare di dividerci, abbassare i toni, ragionare, confrontarsi politicamente come lo facciamo magari nei corridoi del Senato e non in aula, perché dobbiamo far vedere chissà che cosa, perché poi la gente questo non lo sa. Scusi Presidente, basterebbe confrontarsi in maniera civile come facciamo nei corridoi, anziché tante volte delle sceneggiate da teatrino che facciamo qua in aula, sarebbe meglio e un bene per tutti quanti, lo diciamo chiaramente, di ragionare e soprattutto, diciamo così, è un consiglio che diamo, ragionate, perché attenzione che certe iniziative politiche, come dicevo prima, che magari hanno avuto anche un discreto successo, se a un certo punto non ci si ferma e si capisce che è il momento di ragionare, rischiano di trasformarsi in un disastro politico irreparabile, che rischia di farvi affondare. E quindi questo è il senso vero di responsabilità che in quest'Aula noi richiamiamo oggi a tutti quanti, apprezzando le mozioni presentate e naturalmente portando avanti quello che è il nostro voto favorevole rispetto a quella che è la posizione del governo. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Né censure, la Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Whoa,
told the soldiers how I've been feeling over you. But they said it really loud, they said it on the air, on the radio. Oh, on the radio. Oh, on the radio. Oh, on the radio. Oh, now, don't it kind of strike you sad when you hear our song? Things are not the same since we broke up last June. The only thing that I wanna hear is that you love me still, and that you think you'll be coming home real soon. Oh, yeah, it kinda made me feel proud when I heard him say you couldn't find the words to say it yourself. Now in my heart I know I can say what I really feel. 'Cause they said it really loud, they said it on the air, on the radio. Oh, on the radio. Oh, on the radio. Qui Parlamento. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. You consider me the young apprentice, caught between the silver and carrots, hypnotized by you if I should linger, staring at the ring around your finger. I am only come here seeking knowledge. E insomma, qua noi ci trattiamo bene, come vedete. Prima Donna Summer nel 79 con On the Radio, adesso l'elegantissima sigla di Scuola di Magia del padrone di casa che alle 18:35 minuti e 54 secondi è già all'apparecchio, cioè il senatore Claudio Borghi. Buonasera senatore, bentornato. Ma buonasera Antonino. Allora, intanto, cioè, io non sono tutto sto gran commentatore di politica, ma se io dicessi Ma che la insomma, Francia è una andata a certa Lourdes... una certa qualità se la si riconosce, dai. Grazie, ma se io dicessi che la Francia è andata a Lourdes e ha trovato chiuso, più o meno ho descritto la situazione politica attuale. Sì, effettivamente. Allora un bel editoriale, stasera meno male. Cominciamo bene, direi. Ha trovato la grotta secca, quella con l'acqua di Appunto, Lourdes. niente acqua No, santa per la Francia. Insomma, diciamo che no, mi fa piacere comunque che meno male che si va sulle cose importanti, no? Cioè, parliamo della Francia e non della Salis, perché io temevo che vista l'occasione, no, ci sarebbe stata la tentazione di parlare della Salis, però insomma come si suol dire, Paulo Maiora Canamus, e effettivamente diciamo che la notizia è importante per tutti è quello che sta succedendo in Francia. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, noi abbiamo uno Stato che ha un sistema presidenziale, quindi il presidente è Macron. Questa cosa significa? Che il presidente nel sistema presidenziale può fare un po' il cazzo che vuole, no? E quindi la nomina del governo è un qualcosa che non sottostà alle stesse regole nostre e segnatamente non sottostà alla regola più importante, insomma, di una repubblica parlamentare e non presidenziale come quella francese, come la nostra, dove il governo deve ricevere la fiducia dal Parlamento.
Quindi da noi come funziona? Funziona che si nomina il Parlamento, dopodiché si fanno le consultazioni fra i partiti per vedere se è possibile trovare una maggioranza ed è possibile trovare un presidente del Consiglio appoggiato da questa maggioranza, quindi un governo appoggiato da questa maggioranza, e una volta che si è trovato, a quel punto il Presidente della Repubblica dà l'incarico a questo Presidente, che si presenta alle Camere per avere la fiducia. Senza la fiducia del Parlamento il governo non entra nei suoi pieni poteri. In Francia invece cosa succede? Succede che la fiducia non c'è, quindi il Presidente nomina il suo Presidente del Consiglio, quindi il suo Premier, e al massimo il Parlamento può sfiduciarlo, no? Ma può iniziare anche senza la fiducia. Infatti fino adesso hanno fatto più o meno sempre così. Ogni volta che ha provato a chiedere la fiducia il governo, fino adesso li hanno sempre tirati giù. Il risultato che cos'è? Che Macron, non avendo la maggioranza in Parlamento, continua a tirare avanti in modo ormai praticamente parossistico, continuando a nominare nuovi premier, e siamo già 5. Direi che la questione sta cominciando a diventare lievemente stucchevole, no? Perché più o meno tutti i partiti, o quantomeno la maggioranza dei partiti rappresentati in Parlamento, gli hanno semplicemente detto che i risultati possibili che mettono d'accordo la maggioranza di tutti sono solo due, si chiamano dissolution o démission. Cioè, vale a dire, o ti levi dalle balle tu, Macron, oppure fai la dissoluzione del Parlamento, quindi sciogli le Camere e si va a una nuova votazione. Il nostro amico Macron però, da una parte ovviamente delle démission non ne vuol sentire parlare, no? E rimane aggrappato come un pappagallo suo trespolo, no? E non si schioda. Sulla dissoluzione, cioè vale a dire del Parlamento, ha paura a farla perché teme che vinca Le Pen, molto semplicemente. E quindi il risultato che cos'è? Tira avanti in questo modo, continuando a nominare nuovi presidenti del Consiglio che non riescono a far niente. In questo caso ha fatto il record, cioè vale a dire, prima ha fatto tutto il guerrafondaio dicendo qui adesso la guerra, la Russia, i droni, siamo in pericolo, bisogna stare attenti, no? E cose di questo tipo. Allora, sperando che la gente la bevesse, nomina il precedente ministro della difesa, dicendo quindi dobbiamo assolutamente, ci vuole la responsabilità nazionale di fronte a questo minaccione, no? E similari, perché sa mai che la Russia a un certo punto, facendo un colpo di mano, no, attraversasse la Germania, il Belgio, no, e cose di questo tipo, e si insediasse a Parigi. E allora, di fronte a questa terribile minacciona, tutti voteranno il mio ministro della difesa, no? Il ministro della difesa, Monsieur Lecornu, che voi capite che già qua in Italia non è che suona benissimo, no? come cognome, però insomma non è colpa sua. Comunque il fatto sta che il signor Lecornu dice, va tutte le forze politiche, dice tranquilli, facciamo una cosa tutta diversa rispetto al passato. Allora cosa fa? Prende, nomina praticamente tutti gli stessi ministri che c'erano prima, quindi anche con il vecchio governo Bayrou, e ci aggiunge un paio di nomi, uno più antipatico dell'altro, fra cui il famigerato Bruno Le Maire per il suo posto al Ministero della Difesa, e si presenta col sorrisone, no, al Parlamento dicendo dai che vero è che mi votate, è vero che andiamo avanti, e tutti gli hanno fatto più o meno il gesto ombrello. In francese il gesto ombrello è le geste de parapluie, no? E il risultato che cos'è? Che praticamente lui ha detto vabbè, allora sapete cosa c'è di nuovo, mi dimetto. Quindi è praticamente durato un giorno, solo che la cosa ancora più fantastica
è che non riescono neanche a fare, cioè Macron è talmente disperato, no? Perché dice ma qui come cacchio sta andando a finire la questione, è talmente disperato che non riesce nemmeno a farlo dimettere, quindi l'ha fatto dimettere, ha accettato le dimissioni, ma poi pensandoci su di notte ha detto no ma riprovaci, no, prova a convincere, no? Lui ha detto va bene adesso prova a convincere ma poi ti darò l'ultima opinione. E quindi in questa tragicommedia vanno avanti senza fare ovviamente le uniche due cose che sono plausibili, quindi o sciogliere il Parlamento o, cosa che sarebbe ancora migliore, dimettersi da Presidente della Repubblica, che ovviamente sta dimostrando di non avere nessun tipo di controllo sulla sua stessa nazione, e quindi andare a votare. Conseguenze di questa situazione? Conseguenze di questa situazione è che noi stiamo facendo ovviamente invece la figura di quelli super ordinati, super responsabili, super ben governati, no? E così via, e per la prima volta nella storia ieri lo spread francese è stato superiore a quello italiano. Non se n'è parlato, perché Fra parla della Salis, Fra parla delle elezioni in Calabria, Fra parla insomma tutte le partite di Modric come gioca bene, rigore sbagliato di Pulisic, tutte quelle belle robe lì. Il risultato non se n'è parlato, però in realtà è una cosa storica, cioè che lo spread francese con una francese a capo della Banca Centrale Europea, no? Quindi Sì. con una francese a capo di quello che dovrebbe essere, soprattutto con una francese allineata, ecco, al governo francese, non è con un italiano come Draghi che si faceva i razzi suoi, no, quindi con una francese organica, diciamo così, al governo, a capo della Banca Centrale Europea, chi è che mi chiama? Pronto? Abbiamo una Pronto? telefonata in diretta. Tu mi adesso. senti? Vediamo un po'. Tonino? Tu Sì, mi io senti? perfettamente. Perfetto, allora non so, perché temevo che mi chiamaste dall'altra parte perché non mi sentivate. No, va benissimo. No, io invece mi Eh. stavo divertendo alla scena, perché nel frattempo mi sono ricordato di quando in conferenza a quello che è andato in galera, Sarko, e alla signora Merkel chiesero di Berlusconi e i due Certo. si guardarono in faccia e risero di noi, così detto incidentalmente. Sì, no, è venuto in mente anche a me, invece adesso diciamo che c'è Salvini, Meloni che ridono loro. Comunque il risultato che cos'è? Che in buona sostanza appunto noi risultiamo più affidabili di loro e quindi sebbene loro controllino la banca centrale, quindi l'istituzione che ha il potere di azzerarli gli spread volendo, e il risultato è che evidentemente i vari gestori di fondi, le banche, gli investitori istituzionali dicono sapete cosa c'è di nuovo? Io non ci credo, perché siamo sempre su livelli bassi, non ci credo, ma se proprio devo puntare 2 centesimi, allora guarda, mi sento un po' più sicuro con in portafoglio dei titoli di debito italiani rispetto a quelli francesi. E quindi vendono i titoli francesi, comprano i titoli italiani e quindi c'è stato questo storico sorpasso dello spread. A questo punto però dobbiamo ragionare un po' sul futuro, perché sai, noi a Scuola di Magia qua non possiamo limitarci a dire cosa è successo, no? Perché altrimenti sarebbe cronaca. Certo. Invece noi vogliamo sapere i trucchi magici, cioè vogliamo sapere in modo tale poi da poter capire che sono trucchi e non davvero magie. E allora proviamo a pensare un pochettino più avanti, proviamo a fare gli scacchisti. E se ci avanzano poi 5 minuti un giorno vi racconterò anche del campionato di scacchi delle intelligenze artificiali, come è andato a finire. Perché c'è da ridere. Comunque, in questo caso, noi che invece a me personalmente piace giocare a scacchi e quindi piace andare a vedere cosa sono le possibili mosse future, io sono un po' preoccupato. Cioè, la prendo con soddisfazione questa situazione, no? Perché insomma per una volta non essere noi nel mirino, ma essere loro, insomma è evidente che un po' di soddisfazione me la dà. Però
vi dico che è una piccola preoccupazione e poi dopo magari se c'è anche qualche telefonata vediamo se la condividono i nostri ascoltatori. Sì. Vedete, il fatto di essere Presidente della Repubblica con quei poteri lì dà dei margini di manovra che ovviamente noi non abbiamo mai potuto neanche immaginarci. Cioè, per intendersi, quando abbiamo fatto cadere il governo con i 5 Stelle a seguito del fatto che si stava rivelando tutto il nulla, no? Che i 5 Stelle avevano votato la von der Leyen e così via, e quindi che non si andava da nessuna parte. Se noi avessimo avuto i poteri del Presidente della Repubblica francese, avremmo fatto subito sciogliere le Camere, si sarebbe andato a votare e probabilmente in quel momento la Lega avrebbe potuto prendere la maggioranza assoluta che ci avrebbe consentito di rivotare il Presidente della Repubblica e così via. E invece vi ricordate, no, come è successo? Cioè, il Presidente della Repubblica, potendo giocare a tutto campo con tutti i suoi poteri, ha deciso che no, non si va a rivotare, piuttosto facciamo un governo che non c'entra assolutamente niente con quello con cui è iniziata la legislatura, ma tiriamo avanti, e quindi ci fu il famoso governo giallo-rosso, no? Quindi il Conte 2 col PD che magicamente tornava al governo. Il fatto che uno possa scegliere che cosa fare, no? Come può fare Macron, che in questo momento sta tirando in lungo, e io ho paura che possa fare delle mosse abbastanza spregiudicate, perché la situazione economica della Francia è disastrosa. Loro, al contrario nostro, hanno un deficit commerciale terribile, quindi loro stanno importando molto di più di quello che esportano, quindi sono soldi che escono dalla Francia. Dopo i dazi americani questa cosa sarà ancora più accentuata, quindi ancora più soldi che escono dalla Francia. Quindi la corrente, no, diciamo così, che è in uscita, e la corrente in uscita comporta che nel momento stesso in cui gli investitori perdono fiducia e anche la banca centrale dovesse anche soltanto dire il risultato è che lo spread gli va a non si sa quanto, altro che 500. Quindi, avendo questa situazione potenzialmente, questa bomba carica, mettiamola così, no? Questa bomba carica in mano, ma se io fossi un giocatore di poker, ma io, perché cosa mi impedisce di andare allo sfascio e chiamare le elezioni, quindi fare una delle cose che mi chiedono, vale a dire la dissoluzione, sperare che la vinca la Le Pen. Una volta che vincono le elezioni la Le Pen, quindi le elezioni per il Parlamento, ma tenendosi saldamente la Presidenza della Repubblica, quindi non dimettendosi, rimanendo aggrappato sempre lì come il corvo al suo ramo, no? Tenendosi la Presidenza della Repubblica e facendo eleggere a quel punto una maggioranza del Rassemblement National, dagli l'incarico, e il secondo dopo che questi vanno al governo, magicamente tutto quello che non è successo fino adesso, no? Cioè quindi lo spread contenuto dalla Banca Centrale Europea, a questo punto la signora Lagarde, in accordo con il signor Macron, dice purtroppo le cose vanno male, io non garantirò lo spread, ci vorrà il MES, no? Cose di questo tipo, mandando a questo punto lo spread alle stelle. Allora a quel punto ecco che lui potrebbe puntare il ditino dicendo vedete, se arrivano loro vi portano allo sfascio, no? E così via, falliremo, finiremo come la Grecia, fate presto, no? Cioè le stesse cose che noi abbiamo già vissuto, perché io penso che noi che ci siamo stati lo sappiamo che la storia dello spread è un gioco truccato, no? Chi non ci è passato ancora per me non l'ha capita questa cosa. Ma loro non possono non saperlo, cioè un consulente sparso in giro, no? fra tutti quelli che ha Macron, che gli racconta, ma la stessa Lagarde, che gli possa dire come funziona, di sicuro ce l'ha.
E allora a quel punto che cosa fa? No? Prende, può andare sul terrorismo, dire che hai visto che stiamo fallendo, fate presto, spread da 500, insomma le stesse robe che abbiamo visto noi, e a un certo punto, sulla base di quello che sta succedendo, far dimettere istantaneamente la Le Pen, che pure avrebbe vinto le elezioni, o Bardella, insomma, chi per esso, cioè quelli dell'Assemblea Nazionale, e o mettere un Monti, sulla base dello spavento, provare andare alle elezioni presidenziali e essere rieletto lui o chi per lui, perché lui non potrebbe essere rieletto, ma un suo minion, no? Sì. Questo secondo me è uno scenario che io terrei in considerazione, perché una Le Pen, una volta arrivata al governo in questa situazione, se finisse sotto attacco, può o fare austerità, e nel qual caso viene incenerita, perché voi capite, no? Cioè va al governo per cambiare e si deve trovare a fare che cosa? Tagliare e mettere tasse. Ce la prendono e tutto il consenso che potrebbe avere, no, di protesta sulla situazione attuale svanirebbe. Oppure deve convincere la Banca Centrale Europea a sostenerli e potrebbero non volerlo fare, perché sappiamo benissimo che è un'istituzione politica tanto quanto, e quindi se sei figlio di va bene, se sei un figliastro di allora non va bene. Stesso motivo per cui finché eravamo noi al governo con i 5 Stelle, la Banca Centrale non comprava mezzo titolo, e quindi tutti i giornali dicevano che era colpa di Borghi, no? Se saliva lo spread e similari. Distante dopo che è diventato governo giallorosso, anche se c'era il Covid, se c'era il lockdown, no? Così questo tipo, guarda caso invece arrivavano gli acquisti della Banca Centrale e i tassi andavano sotto zero. Per cui tanto io, scusate, sto curando, ecco qua, scusate, perdonate, torno in aula perché adesso Prego. intervento e poi si vota, e quindi il risultato è che queste due possibilità sono tutte e due distruttive. La terza possibilità, che è quella invece di salvezza, cioè vale a dire per venirne fuori, può sempre fare la cosa più giusta da fare, vale a dire uscire dall'euro. Perché se la Francia esce dall'euro, a quel punto può svalutare e la sua situazione economica si risistema istantaneamente. Però con il Presidente della Repubblica Macron questo non succederà mai. Cioè non glielo concederà mai. E quindi sono oggettivamente incuriosito di vedere come se ne esce fuori, perché è una situazione dove ci sono delle possibilità di uscita, ma potrebbero essere sbarrate da un gioco spregiudicato fatto da questo filibustiere che in questo momento è il loro Presidente della Repubblica. E quindi io non so, insomma, sto guardando a cosa succede oltre Alpe con grande interesse, anche perché, sai, la nostra economia in un modo o nell'altro è collegata a quella francese. Quindi non è che se questi crollano, noi sì, ci possiamo ridere, no, all'inizio, però fino a un certo punto. Se voi immaginate il casino che è successo con la Grecia, che casino succederebbe con la Francia? Quindi mi va bene il fatto che non siamo noi essere sotto la lente, però dall'altra parte intravedo potenzialmente, insomma, degli squilibri importanti, ecco, e quindi bisogna stare molto molto attenti. Ma l'alternativa qual è? Che la Francia si trascina stancamente per 1 anno e mezzo fino alle elezioni presidenziali del 27? Macron si può permettere questo lusso? Sì, potrebbe, però arriverebbe semidistrutto. Se arriva nel 27 continuando a nominare altri burattini che poi destituisce e similari, ci arriva che poi lì allora davvero si va alle elezioni e a quelle che contano, che sono quelle presidenziali
la Le Pen passa col 70%. Beh, ma d'altronde se si dimettesse adesso, comunque la Le Pen avrebbe buone chance di arrivare all'Eliseo, o no? Dipende, se ci passa di mezzo a una crisi creata a tavolino, mentre gli hanno dato soltanto l'incarico di governo e non la Presidenza della Repubblica, come ti ho detto, chi lo sa cosa può succedere. Qui stiamo parlando di politica ad altissimi livelli, e quindi insomma, io la guardo con grande interesse. Adesso cercherò di parlare il più possibile, insomma, con i colleghi, perché io sono convinto che loro non hanno del tutto la visione di cosa li può aspettare, perché se non ci sei passato di mezzo non lo capisci. E poi oltretutto c'è la questione che una delle leggi che ho imparato della politica è che si deve ragionare, che loro chi il potere vero ragiona sul cortissimo termine. Cioè, io sono convinto che Macron, se no altrimenti l'avrebbe già fatto prima questo piano, prima di arrivare a far scattare questo piano deve cercare di fare il possibile per non far vincere la Le Pen. Perché dice, prima io non ti devo far vincere, prima di tutto, poi dopo ci pensiamo. E stessa roba, vista da altre parti, chi si trova davanti alla trappola, spesso e volentieri nella trappola ci cade, perché la tentazione di dire ma io comincio ad andare al governo e poi vediamo che cazzo succede c'è. Quindi è una cosa un po' molto particolare, molto importante da vedere. E quindi sono molto molto interessato, perché capite che il futuro dell'Eurozona passa di qua. Cioè, tante di quelle cose, tante di quelle battaglie che noi da anni abbiamo disegnato, combattuto, no? E così via, che sono insomma una cosa cruciale anche per il nostro futuro, e dove noi abbiamo sempre detto cos'è l'importanza della Francia, no? Perché si diceva, guarda, noi non possiamo intervenire in modo unilaterale, no? Ci sarà sicuramente un qualcosa che possiamo fare solo insieme con i francesi, perché se no altrimenti non ce la si fa, oppure se la Germania se ne esce. E quindi come andrà a finire non lo so, perché veramente tante cose del nostro futuro passano da quello che succederà in Francia. Certo. Senatore, 10 secondi di pausa, che sono le 19.01, e torniamo subito. Ok, poi brevemente, perché qua adesso poi dovrò intervenire. Va benissimo, va benissimo. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E rieccoci, le 19, 1 minuto e 30 secondi, Scuola di Magia con il senatore Claudio Borghi Aquilini, 029294 7222 per le vostre telefonate. Ecco, guardate che vi ho raccontato cosa di magia nera oggi, cioè veramente stiamo parlando di abbastanza inquietante, devo dire, per cose oggi, che secondo me non ve le dicono, ecco, nelle trasmissioni di politica. Chiudiamo con una cosa seria e poi un po' di cabaret. Allora, la Calabria, lo dicevo oggi a Laura Ravetto, lo ricordo ora stasera, la Calabria era terza regione per percettori di reddito di cittadinanza. La Calabria ieri ha risposto a Tridico, picche, tornatene a Bruxelles, e ha confermato chiuso. Insomma, qualcosa cambia, pian piano, ma cambia. La seconda sono mica scemi i calabresi, si può dire di tutto, ma di certo che non sono scemi, cioè lo capiscono che questo non aveva nessun modo di mantenere le sue promesse, e che un reddito di cittadinanza regionale, stessa cosa che fra l'altro ha promesso un altro che fra poco andrà alle elezioni, che è il Gianni della Toscana, viene pagato dai cittadini della regione che lavorano.
non certo perché una cosa se lo fa lo Stato, allora lo Stato dice alloco dei fondi sul reddito di cittadinanza, ma se lo fa una regione il reddito di cittadinanza significa che deve togliere, dato che lo Stato non è che gli dà più soldi perché questi decidono di spenderne di più, quindi deve togliere dei soldi dal bilancio normale per allocarli al suo reddito di cittadinanza, e quindi sai, la maggioranza dei cittadini calabresi hanno mangiato la foglia e hanno detto ma sì, quindi mi manca anche che io devo pagare, già che sono messo male, devo pagare per qualche fannullone, aspetta un attimo, no? E quindi diciamo che hanno rialzato la testa, e direi che è stato un'ottima votazione. Segnalo anche un'importante crescita da parte della Lega, che è in crescita rispetto a tutte le elezioni precedenti, regionali, politiche, europee, e oltretutto anche in crescita costante. Significa quindi che insomma il partito sta ben strutturandosi sul territorio. E questa è una cosa molto importante. Allora chiudiamo con un po' di cabaret. Oggi quello che è successo a Bruxelles, salva per un voto la Salis. Dio mio, è quello che ti ho detto, cioè pensare sempre che ogni voto conta. Cioè, vi ricordate quando vi raccontavo che nella scorsa legislatura il mio voto era stato quello decisivo in una rocambolesca serata per far saltare la riforma del catasto con le supertasse della casa? Ogni tanto succedono queste votazioni che si decide per un voto, per cui bisogna essere sempre convinti che quando si va a votare non è mai inutile, perché quel voto singolo che tu stai facendo in quel pomeriggio piovoso di un giorno dove non avevi voglia di andare a votare, magari invece è proprio quello che fa scattare quel deputato in più, quel senatore in più e similari, che a un certo punto nella legislatura diventa decisivo. E allora è sempre meglio averlo, diciamo, uno in più con le tue idee che uno che le ha opposte. Poi, vabbè, insomma, io sulla questione Salis c'è poco da dire, insomma. Io sono ovviamente un fautore dell'immunità parlamentare, ma l'immunità parlamentare deve venire per proteggere il parlamentare, non deve essere un'uscita gratis di prigione. Quello c'era nel Monopoli, costava 5.000, vi ricordate? Quindi, cioè, dato che l'eventuale crimine di costei, in aggiunta a quelli che ha già fatto in Italia, perché questa era un'occupatrice di case con una pedina penale lunga come la barba di Maometto, però questo specifico crimine per cui è, diciamo, inquisita in Ungheria è successo prima che lei iniziasse a fare qualsiasi tipo di attività politica, anzi l'attività politica è arrivata in conseguenza di quelle, per cui non si capisce per che motivo il Parlamento dovrebbe far valere l'immunità parlamentare, che appunto serve a tutelare il parlamentare nella sua libertà di esprimersi e di agire, e così facendo si svilisce proprio l'istituto dell'immunità parlamentare e si finisce col dar ragione a quelli che non la vogliono considerare come uno strumento importante. E credo che non ci sia altro da aggiungere. A che ora è l'intervento in Senato? Di che si parla stasera? No, devo andare in commissione, si sta cominciando a fare le cose per la legge di bilancio, ci sono le varie audizioni. E allora buon lavoro, direi, possiamo chiudere la nostra trasmissione qui. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, a martedì prossimo, un saluto. Sigla. Avete ascoltato Scuola di Magia. E allora stasera puntata... Qui Parlamento. Eccoci, allora stasera puntata di Scuola di Magia in edizione ridotta, ma è sempre bello ascoltare le parole di Claudio Borghi, perché Borghi ha questo modo allegro, ironico di raccontare le cose veramente toste in maniera evidentemente chiara e comprensibile a tutti. È un vero e proprio divulgatore dei trucchi delle scuole di magia, e quindi vediamo anche che cosa succederà prossimamente con la Francia, perché francamente c'è da chiedersi davvero che cosa ci possiamo aspettare da una nazione che, voglio dire, è pur sempre la seconda economia del continente, e di conseguenza c'è da vedere
che cosa succederà? 0292947222, il telefono è aperto da adesso, ladies and gentlemen. Noi altri andiamo a vedere adesso le agenzie, cosa accade in questo nostro vasto orbe terracqueo. Intanto voglio ancora ringraziare Sveva e Simone, che dalla plancia comando mi permettono questa sera di essere con voi. E andiamo a vedere allora adesso l'ADN Kronos, Mediobanca, la causa Ligresti da 20 milioni a Nagel nel giorno del suo addio. Ecco le date: le strade della primogenita dell'ingegnere e dell'ex amministratore delegato di Piazzetta Cuccia si incroceranno di nuovo, forse il prossimo 28 gennaio. Ancora Trump che parla dei colloqui in quel di Sharm el Sheikh, reali possibilità di un accordo di pace a Gaza, gli ostaggi torneranno tutti a casa. Il capo della Casa Bianca ha ringraziato il Forum delle famiglie degli ostaggi per averlo proposto per il Nobel per la pace. Hamas sarà distrutta. Concluso il secondo giorno di colloqui, Hamas, rilascio dell'ultimo ostaggio coincida col ritiro delle IDF, ritiro definitivo. Israele contro l'intervista del cardinale Parolin in tema di Gaza. Il Papa e il cardinale ha espresso molto bene la nostra opinione. L'ambasciata israeliana presso il Vaticano la critica perché dice, sebbene sicuramente ben intenzionata, mina gli sforzi per la pace e il contrasto all'antisemitismo. Diciamo che il cardinale Parolin si è dimenticato di condannare il fatto che da 2 anni Hamas arbitrariamente tenga sequestrati degli innocenti. Ha detto sì, siamo per il rilascio dei sequestrati, però non ha condannato la cosa. Ci sono 2 zappe al 340-670-9659. Maurizio, sì, con un Mattarella tessera PD a bloccare sempre tutto, come recentemente, solo mano libera ai giudici, va in giro e non relaziona di quello che fa al Parlamento, lo abbiamo visto con soddisfazione. Ancora, ricordiamo che la Le Pen è stata bloccata dai giudici a prendere parte alle elezioni, novità all'italiana. Certo, la Francia, diciamo così, la Francia non manca di affrontare problemi. Vespa infame, la scritta, dice l'ADN Kronos, la scritta in un ascensore della RAI, il giornalista dispiace sia successo in quella che considero la mia casa. Poi francamente questi qui che fanno le scritte anonime, bel coraggio. Regionali Campania, Fratelli d'Italia blinda Cirielli, ipotesi San Giuliano capolista. Il vice ministro degli esteri prepara 8-9 liste. Grazie Meloni, lo faccio con orgoglio per la mia terra. L'ex ministro della cultura potrebbe guidare una lista all'ombra del Vesuvio. Vediamo cosa dice quindi l'ADN. Eccola qua. Fratelli d'Italia blinda Edmondo Cirielli come candidato governatore del centrodestra in Campania. Con una nota il partito di Via della Scrofa sottolinea il candidato che Fratelli d'Italia sosterrà per la presidenza della regione Campania è il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli. Profondamente radicato sul territorio, si sottolinea nel comunicato, ha esperienza e la necessaria capacità per poter affrontare la sfida non semplice di ridare alla Campania lo stesso buon governo che Giorgia Meloni sta dando alla nazione insieme agli amici alleati del centrodestra. Cirielli, a quanto apprende l'ADN Kronos, starebbe preparando 8-9 liste per la corsa alle regionali e fonti parlamentari della maggioranza assicurano che l'ex ministro Gennaro San Giuliano, ora corrispondente RAI a Parigi, potrebbe scendere in campo all'ombra del Vesuvio e correre come capolista di Fratelli d'Italia in Campania. Io voglio essere il candidato della coalizione, non ho mai chiesto questa candidatura, lo ribadisco, lo faccio con orgoglio per la mia terra, ma anche perché sono convinto che il centrodestra possa dare una diversa possibilità alla Campania e chiaramente mi aspetto che rapidamente a livello nazionale si ricomponga qualunque controversia. Queste sono le parole di Cirielli alla sala conferenze del rettorato dell'Università Vanvitelli a Napoli. Su possibili pareri negativi di Forza Italia alla sua candidatura nella coalizione, Cirielli ha spiegato: non credo che ce ne siano.
perché mi risulta che alla prima riunione venerdì scorso anche il ministro Tajani, come tante altre volte, ha espresso parole lusinghiere nei miei confronti. Saranno presi un momento di riflessione, spero insomma che al più presto questa riflessione possa essere chiusa e iniziamo la campagna elettorale insieme, perché mi sembra la cosa più logica, ha continuato. Ovviamente ringrazio per la fiducia che mi ha dato la Presidente Meloni, il Presidente del Consiglio sta facendo tanto per il Sud e per l'Italia e mi lusinga ulteriormente anche che lei abbia voluto dare un imprimatur in direzione di partire in questa campagna elettorale. E vedremo se sarà lui a vedersela con Roberto Fico. Ilaria Salis, appunto, vi dicevo, sempre dall'ADN mantiene l'immunità, salva per un voto, una vittoria dell'antifascismo, botta e risposta Salvini-Tajani. Salvini salvata con un voto segreto anche da qualcuno che si dice di centrodestra, vergogna, Tajani non accettiamo insulti. C'è evidentemente un po' di dibattito su quanto accaduto oggi a Ilaria Salis. Eccoci qua, vi dico cosa riferisce l'ADN. La Salis ha detto che questa è una vittoria dell'antifascismo, l'antifascismo in Europa. Sulla vicenda però, scrive ancora l'ADN, si registra un botta e risposta tra Lega e Forza Italia. Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri all'interno di un'organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di centrodestra ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna, ha scritto su X il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini. A stretto giro di replica le parole di Antonio Tajani dopo i dubbi avanzati da Salvini sul presunto soccorso di Forza Italia a Ilaria Salis in UE. Le calunnie noi non le accettiamo, gli insulti non li accettiamo, quindi non c'è nessuno che tradisce e nessuno che fa giochi strani. Oggi Forza Italia è la seconda forza del centrodestra, quindi vuol dire che i cittadini credono a quello che diciamo noi, ha risposto Tajani. Noi siamo sempre stati leali, coerenti, abbiamo detto qual è la linea del voto. Poi c'è lo scrutinio segreto, ci sono 700 e più parlamentari. Io credo che il centrodestra, ha concluso Tajani, debba preoccuparsi di prendere i voti all'esterno, non di fare polemiche all'interno. In una nota della delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo si legge che basta scorrere l'elenco dei presenti e degli assenti per capire chi ha salvato la Salis. La delegazione di Forza Italia era al completo, mentre tra i patrioti, anche quelli italiani, spiccavano assenze che si sono rivelate determinanti per salvare Ilaria Salis. Sarebbe interessante ascoltare le giustificazioni di queste assenze che di fatto hanno contribuito a salvarla. Nella votazione su Ilaria Salis hanno partecipato 628 membri, mentre in quelle immediatamente successive i votanti sono saliti a 650. Significa che 22 eurodeputati non hanno votato pur essendo presenti. Basta guardare chi per capire, conclude la nota. Ma per l'eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli, gruppo Patriots for Europe, membro sostituto della Commissione Iuri, Salis oggi ha ottenuto la conferma della sua immunità parlamentare grazie a 30-40 parlamentari del PPE che non hanno votato come avrebbero dovuto. Se la vogliamo mettere in politica, ha dichiarato, è chiaro che oggi è stata data la prova che il centrodestra a livello europeo non può esistere, perché 30-40 popolari non hanno votato come dovevano votare dal punto di vista della giustizia. Pina Picierno, invece, vicepresidente del Parlamento europeo, dice, con una nota, dice bene il voto favorevole del Parlamento europeo che ha deciso di mantenere l'immunità parlamentare a Ilaria Salis, respingendo con fermezza le richieste di Orbán e del suo esecutivo. L'Ungheria resta formalmente nell'Unione, ma viola in modo sistematico lo Stato di diritto, calpestando l'indipendenza della magistratura, la libertà di stampa, la tutela dei diritti fondamentali. È una deriva che non possiamo più ignorare. Questa deve essere una battaglia trasversale che unisce tutte le forze liberali, riformiste ed europeiste. Questo è quello che è successo in quel di Bruxelles. Diamo anche un'occhiatina alla BBC. La BBC apre con il momento del ricordo in Israele, appunto per il 7 ottobre, per il secondo anniversario del 7 ottobre,
La nostra era una vita felice e si è trasformata nell'inferno, dice un ostaggio che è stato rilasciato nel giorno in cui Israele commemora l'anniversario del 7 ottobre. Nel frattempo, i colloqui indiretti tra Israele e Hamas che tendono a garantire un accordo per la fine della guerra in quel di Gaza stanno continuando in Egitto. E allora andiamo a vedere cosa dice la BBC. Presso il sito dell'attacco ai ragazzi del Nova Festival la gente si abbraccia davanti ai memoriali che sono ricoperti di fiori, ricordi e candele. Il 7 ottobre 2023 la nostra vita che era in pace ed era felice è diventata l'inferno, il dolore è una perdita inimmaginabile che mi accompagna in ogni momento, dice l'ex ostaggio Eli Sharabi. In Egitto invece Israele e Hamas continuano i colloqui indiretti sul piano in 20 punti di pace proposto da Donald Trump e diciamo così il nostro corrispondente da Gaza dice che malgrado alcuni cauti segnali di progresso, pochi palestinesi hanno il coraggio di sperare. Andiamo a vedere l'intervista quindi all'ex ostaggio e in particolare, ecco qua, l'ex ostaggio Eli Sharabi, ne scrive la collega Lucy Manning per la BBC, l'ex ostaggio Eli Sharabi che ha scoperto solo dopo il suo rilascio, dopo 491 giorni in prigionia, che la sua famiglia israelo-britannica era stata assassinata e sterminata il 7 di ottobre, dice che sta trattenendo il fiato per il ritorno degli ostaggi rimanenti. Abbiamo sofferto abbastanza, meritiamo una realtà diversa, vogliamo cominciare a guarire, scrive su un post su Instagram. Hamas sta ancora trattenendo il corpo di suo fratello, Yossi, che è stato rapito insieme a lui il 7 di ottobre, e l'amico con cui è stato in prigionia, Alon Ohel, che si ritiene sia ancora vivo. Nel post su Instagram che è stato pubblicato stamattina descrive le sue sensazioni su questo primo 7 ottobre che passa dal giorno in cui è stato rilasciato. Sono passati 2 anni dal giorno in cui è cambiato tutto quanto per me. Il 7 ottobre 2023 la nostra vita, che era in pace e felice, si è trasformata nell'inferno, nel dolore e una perdita inimmaginabile che mi accompagnerà in ogni momento fino al mio ultimo giorno di vita. In ogni caso, sin dalla mia liberazione, scelgo ogni mattina di essere pieno di vita, di azione e speranza. In questi giorni io e tutta la famiglia Sharabi stiamo trattenendo il nostro fiato, il nostro respiro, nella speranza del ritorno di mio fratello Yossi perché riceva una degna sepoltura e il ritorno del mio grande amico Alon Hoel e tutti gli altri rapiti. La scorsa settimana, nella sua prima intervista nel Regno Unito, Sharabi aveva detto alla BBC della situazione della sua vita da ostaggio e la sua determinazione di continuare a vivere la vita malgrado le perdite che ha subito, cioè tutta la famiglia che gli hanno sterminato. Infatti la settimana scorsa lui aveva parlato, ora si sta aprendo la pagina della BBC che contiene appunto un resumé di questo colloquio, eccolo qui. Lui dice: io sto provando a essere positivo e dobbiamo mantenere la speranza che ci sarà un accordo. Vediamo un po' che altro dice questa pagina. Quella mattina, ecco qua, nell'Israele centrale, mentre il sole tramonta, il signor Sharabi, 53 anni, sta a guardare a lungo il Mediterraneo che si muove placido. Mentre respira l'aria marina, questa libertà lo fa sentire lontano da quello che viveva all'inizio di quest'anno, perché stava combattendo contro la fame, l'abuso e la violenza. Quella mattina del 7 ottobre la famiglia Sharabi si è nascosta per ore nella loro stanza corazzata nel kibbutz di Be'eri, una comunità israeliana di circa 1000 persone vicine al confine di Gaza.
quasi una persona su 10 nel kibbutz di Be'eri è stata uccisa o presa in ostaggio quel giorno. Nel momento in cui i terroristi di Hamas hanno fatto irruzione e si sono sentiti i primi colpi, lui e Liane, che è nata a Bristol, Inghilterra, si sono buttati addosso alle loro figlie. Dice di aver detto ai terroristi che Liane, Noia e Yalel avevano dei passaporti britannici, ma loro le hanno trascinate fuori da casa sua. Ho compreso che questo è il momento nel quale sono stato probabilmente rapito. Perciò ho girato la mia testa verso le mie bambine e ho gridato: tornerò. E quella è stata l'ultima volta in cui le ho viste. Il signor Sharabi, ex business manager del kibbutz, ha descritto come è stato prima portato in una moschea a Gaza dove è stato aggredito dai civili palestinesi. I miei occhi erano bendati, ma potevo sentire degli uomini e dei bambini nel momento in cui hanno cominciato a linciarmi a mani nude e le scarpe dei bambini hanno cominciato a colpirmi mentre ero a terra. Per quasi tutti i suoi 16 mesi in prigionia dice che è stato legato dapprima con delle corde ai polsi e alle caviglie, quindi con delle catene di ferro. Il dolore lo stava quasi facendo svenire. Ma dice che ha voluto mantenere la determinazione a sopravvivere, anche quando si sforzava di respirare per un mese, dopo che i suoi sequestratori lo avevano pestato a sangue e gli avevano rotto le costole. È spaventoso, è umiliante quando ti tolgono la libertà, ricorda. Devi chiedere il permesso per respirare, per parlare, per andare al bagno. Hai bisogno di implorare cibo, acqua, qualsiasi cosa. Ma avevo promesso alle mie bambine che sarei tornato da loro e loro amano la vita. E così ho detto: non mi importa quello che succederà. Io tornerò a casa dalla mia famiglia con le mani o senza mani, con le gambe o senza le gambe. Credevo davvero fin dal primo momento che sarei sopravvissuto a tutto questo. Sharabi dice che quando è stato portato nella rete dei tunnel di Hamas, dove descrive di aver passato dei mesi insieme ad altri 3 ostaggi in condizioni disumane con poche medicine o poco cibo. Negli ultimi 6 mesi dice che gli sono stati dati soltanto un pasto al giorno, che spesso sarebbe stato soltanto un pezzo e mezzo di pita bread, la pita, il pane quello sottile che si mangia da quelle parti. L'inedia era la cosa peggiore, ti mangi pure le briciole sul tappeto, dice. Dopo aver perso circa 25 chili di peso, c'è stato uno shock mondiale nelle immagini del suo aspetto stanco ed emaciato quando è stato finalmente rilasciato. Gli è stato detto dai suoi sequestratori della sua prossima liberazione una settimana prima che avvenisse. Gli è stato anche detto che suo fratello era stato preso in ostaggio ed era morto a Gaza, probabilmente in un attacco israeliano. Nel momento in cui la libertà si stava avvicinando, ha sognato che si sarebbe trasferito con Lian, Noia e Yahel in Inghilterra, vicino appunto ai parenti di sua moglie. Quando sono arrivati i giorni del rilascio, Hamas lo ha portato in parata su un palco in una cerimonia trasmessa in televisione, circondato da decine di terroristi. Lui dice che gli era stato ordinato di dire che in questa cerimonia quanto avesse voglia di vedere la sua famiglia, ma quelli che stavano guardando la televisione sapevano qualcosa che lui non sapeva. La gioia del rilascio poco dopo ha ceduto il passo alla devastante realtà con cui è stato benvenuto in Israele. Il lavoratore socialmente utile che mi si è avvicinato mi ha detto: tua madre e tua sorella ti stanno aspettando. Le ho detto: per favore mi porti anche Lianne e le mie figlie. E lei ha detto: tua madre e tua sorella ti diranno.
e naturalmente non hai bisogno di dire altro ancora. È ovvio quello che è successo, lo scenario peggiore si era verificato. Ho pianto per alcuni minuti e ho detto a me stesso: posso piangere tutto il giorno, ma non mi aiuterà a riavere Lian, Noia e Yael. E ho bisogno della mia famiglia con me. Per cui ho detto appunto all'addetta: andiamo perché voglio abbracciare mia madre e mia sorella. Ecco, sono le 19:28 e questo che vi abbiamo raccontato è un vero e proprio viaggio all'inferno, e forse è questo che noi dovremmo tenere presente, non tanto per i giorni che sono trascorsi, perché ormai non possiamo fare nulla, ma per i giorni, per questo momento e per i giorni che verranno, specialmente nel momento in cui si parlerà di pace, si parlerà di cessate il fuoco. Ecco, forse dovremmo meditare che questo è stato, che Hamas si è tenuto e continua a tenere in questo momento 20 persone ancora vive che passano l'inferno che ha passato questo signore, e nessuno si interessa di loro, mentre ci si divide in una tifoseria da bar che non ha motivo di essere. Tutto qui. Non c'è molto altro da aggiungere. Andiamo a vedere le altre zappe che avete mandato, perché ce ne sono due, ve le leggo subito. 340 670 9659. Buongiorno Antonino, però Modric come gioca bene. La Vibonese, se per questo ha pareggiato col Nice domenica, insomma. Esempio chiaro di conquistava la popolazione di Gaza e bambini compresi, futuri terroristi. Vai avanti Israele, Maurizio. Ma Maurizio, i bambini che colpa hanno? Cioè, alla fine i bambini gli dicono di fare determinate cose e le fanno. Allora tutti quei bambini che andavano ai Balilla e che sono andati a gridare vogliamo la guerra il 10 giugno del 40 erano tutti potenziali guerrafondai? Non credo proprio, insomma, non credo proprio. Va bene, le 19, 29 minuti e 40 secondi. Noi adesso mandiamo un jingle e ci ascoltiamo Terry Desario, Overnight Success del 1984, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. If you search, you can find the power within. If you have the desire, you surely can win. If you try, you can rise to the top. Don't go back, no, don't ever stop. The light is shining on you so bright. Your time is now, start moving in it. Your heart is beating wild tonight, you feel it. Your expectation burns like a fire. Your hope is rising higher, and overnight, success. You hold the key to your happiness, and overnight, success. You have the power to rise above the rest, yeah. You can move any mountain, no matter how high. Your faith is your friend, and you're willing to try. You can cross any river so wide. You can do it, leave it inside. Don't let anything stand in your way. You're getting close to reaching your dream. You never know, it might be today. You feel it, and expectation burns like a fire. Your hope is rising higher,
Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Simone, le 19:33 minuti e 32 secondi avete ascoltato niente proprio di meno che Terry Desario, Overnight Success 1984. È un pezzo che potrebbe diventare noto anche qui dalle nostre parti, tornare in auge, perché questo è il pezzo che Sanae Takeichi, la nuova leader del Partito Liberal Democratico giapponese, ha usato come colonna sonora per conquistare la guida del partito e entro fine mese, se ci saranno i voti, se ci saranno ovviamente se ci saranno i numeri per poterla confermare, diverrà la prima premier donna del Giappone. Pensate, lei è un ex motociclista, andava forte in moto. La particolarità della Takaichi è che tra l'altro ha l'abitudine, diciamo, è un po' eccentrica. Quando lei parla in pubblico, in Parlamento, modula la voce, quindi all'improvviso può parlare pianissimo, può sussurrare, oppure mettersi a urlare in questo modo. E poi l'altra particolarità della Takeichi, che peraltro si autodefinisce la Lady di Ferro giapponese, quindi immaginate voi, diceva Woody Allen, bisogna pur scegliersi dei modelli, lei si è scelta la Thatcher. La sua particolarità è che lei, mentre parla, all'improvviso passa dall'italiano al dialetto Kansa. Il dialetto Kansa è un dialetto della parte meridionale del Giappone, cioè un po' come se parlando in italiano passasse all'improvviso al calabrese estremo, no? Tipo, siamo qua, buonasera, alle 19:35, super magici onde i Radio Libertà, siamo tutti cagandi, sentiamo la trasmissione, insomma, vi immaginate che situazione. Ecco, lei fa più o meno queste cose, però dovrebbe farcela, vediamo. Allora, adesso abbiamo da parte il diritto e rovescio, i Pierluigi Magnaschi, che non abbiamo potuto mandare in onda per motivi di tempo all'inizio della trasmissione. Ragazzi, se voi volete andiamo con il diritto e rovescio e poi abbiamo già una telefonata, la prendiamo subito dopo. Andate pure con D ed R, via. Sabam Mahmood, lei stessa peraltro figlia di immigrati pakistani, ministra socialista degli interni del Regno Unito, ha presentato un nuovo piano per l'immigrazione costruito in base al motto che bisognerà guadagnarsi il diritto di vivere nel Regno Unito. Quindi, per ottenere il permesso di soggiorno permanente bisognerà d'ora innanzi dimostrare di dare un contributo all'economia, di avere una fedina penale immacolata, conoscere l'inglese a livello avanzato e persino fare opera di volontariato. Sinora bastavano 5 anni di residenza e a questo punto il permesso di soggiorno permanente veniva accordato quasi automaticamente. Adesso invece il periodo di attesa sarà allungato 10 anni e coloro che non soddisferanno questi requisiti, pur essendo entrati legalmente nel Regno Unito, potranno essere espulsi. E questa la risposta dei socialisti inglesi al pericolo elettorale rappresentato dal nuovo partito di Nigel Farage, l'abilissimo politico inglese che già vinse il referendum sulla Brexit, determinando così l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Non male l'idea dei socialisti inglesi di fare questa verifica effettiva della cittadinanza. Non male davvero. Allora, abbiamo una telefonata allo 0292947222. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Là, che si dice? Voilà, bonsoir, un saluto, noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va bien, Antonino? Ulala? Très bien. Eccomi, dunque, vado con il mio editoriale, Vai. Il punto di Michele Caruso. Oggi, 7 ottobre, ricorre l'anniversario di un tragico evento, e cioè la barbarie che si è consumata, forse la più grande dopo
quella avvenuta durante la Shoah, l'Olocausto, per un attacco terroristico fondamentalista islamico di Hamas. Dunque le famiglie delle vittime si sono recate sul luogo in cui è avvenuto l'attacco, che non ha risparmiato civili inermi, neanche 3 bambini, e hanno osservato un minuto di silenzio, secondo quanto riporta l'AFP, mentre i negoziatori di Israele e Hamas si incontrano in Egitto per discutere di un possibile accordo di pace sulla striscia di Gaza. Gli israeliani si riuniranno in diverse località del paese per ricordare il giorno dell'attacco. Non dimenticheremo mai l'orrore degli attacchi di Hamas del 7 ottobre, quella barbarie che ha mietuto così tante vittime innocenti e l'orrore che hanno causato a costoro, alle loro famiglie, all'intero popolo israeliano 2 anni fa. Onoriamo la loro memoria lavorando instancabilmente per la pace. Lo scrive così Giacusa, proprio lei su X, la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. Il rilascio immediato di tutti gli ostaggi e un cessato il fuoco sono ora a portata di mano. Questa opportunità deve essere presa nel contesto del piano Trump. Bisogna cogliere questo momento per aprire la strada a una pace duratura basata sulla soluzione degli stati, aggiunge von der Leyen. Oggi si compiono 2 anni dei terribili attacchi perpetrati da Hamas, è un giorno per ribadire la nostra ferma condanna del terrorismo in tutte le sue forme, per chiedere l'immediato rilascio degli ostaggi israeliani e per chiedere a Netanyahu, dittatore sanguinario, crudele, genocida, di fermare il genocidio del popolo palestinese e aprire un corridoio umanitario. Io concluderei che il dialogo, il consolidamento dei 2 stati sono per me l'unica soluzione possibile per porre fine al conflitto e raggiungere un futuro di pace dei tempi dell'intifada in Medio Oriente tra Israele e la Palestina. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. 2 cose, Michele. Primo, Netanyahu non è un dittatore, non è un genocida, non è un criminale. Netanyahu è stato democraticamente eletto dal popolo israeliano. Nel 2026 ci saranno le nuove elezioni. La gente molto probabilmente sceglierà un altro. Del resto ne parlavamo ieri con Giancarlo Gioielli, proprio in trasmissione, nella puntata di ieri, e lo stesso Giancarlo ricordava che Netanyahu ha già fatto sapere che se gli danno la grazia per i reati fiscali lui si fa da parte. E il presidente israeliano Herzog ha già fatto sapere che probabilmente lo farà graziare. La seconda cosa, non riesco a mettere sullo stesso piano, e questo manca nel tuo intervento, non riesco a mettere sullo stesso piano l'unica democrazia del Medio Oriente con un gruppo di tagliagole assassini che si servono del loro popolo come scudi umani, a cui hanno fatto sopportare 2 anni di guerra che avrebbero potuto far finire in qualunque momento liberando gli ostaggi. E fino all'ultimo minuto continuano a tenersi gli ostaggi in maniera disumana. Gente così non ha assolutamente scrupoli nel mandare a morte donne e bambini, nell'affamarli, nel rubare il mangiare che entra dentro Gaza. Gente così non ha assolutamente idea di un futuro in pace o di una soluzione a 2 popoli e 2 stati. Perché la soluzione a 2 popoli e 2 stati si può fare, sì, ma senza Hamas al tavolo negoziale. Cioè Hamas deve essere estirpato dalla faccia della terra, non deve comandare più né a Gaza né tantomeno nel resto del territorio di quello che sarà il futuro Stato palestinese. Se queste premesse non vengono rispettate è inutile che stiamo a discutere di pacificazione o di altro. Perché una cosa è certa, l'esistenza stessa dello Stato di Israele ha dimostrato che gli ebrei non si faranno piegare e che di genocidio, quello sì, ce n'è già stato uno e non se ne ripeteranno più. Questo è poco, ma è sicuro. Detto ciò, torno a ripetere, la scelta è tra una democrazia imperfetta, quello che volete. Avete sentito Giordana Grego e Fiammetta Martegani quando sono venute a presentare la settimana scorsa qui i loro Women from Startup Nation e hanno raccontato insomma lo stato, la situazione, il mood in cui si trovano le persone in Israele e gli amici palestinesi, perché hanno amici in Palestina con cui avevano tranquillamente dei rapporti, con cui hanno ancora tranquillamente dei rapporti. E allora non facciamo l'equazione
Israele uguale ebreo uguale Netanyahu, perché intanto non è vero, perché ci sono drusi, circassi, atei, gay, socialisti, gente di tutti i generi, essendo una democrazia. Dall'altro lato esiste un regime di tagliagole che terrorizza la gente, che la sottopone a una dittatura massacrante, quella sì dittatura, da 20 anni, e che ha usato i soldi che gli ha dato anche l'Occidente non per costruire ospedali, cliniche, per fare business, per garantire benessere alla sua gente, ma per costruire i tunnel e farsi dare la licenza del Kalashnikov, la K47 dai russi, che loro montano nei tunnel. Perché nei tunnel ci sono anche le fabbriche di armi di Hamas. Ecco. Questo è semplicemente il rapporto tra le due realtà. Io preferisco stare con Israele. Tutto qua. Allora, che ora si è fatta? Le 19:44 minuti e 30 secondi. Grazie per essere stati con noi. Domani appuntamento alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Tornerà Antonio Zennaro, poi parleremo anche di condomini, insomma, avremo modo di divertirci non poco domani, dai. Grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con Gli Stadio, canzoni alla radio del 1986 e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire e che tutto il mondo sia CAI, come dice Fiammetta Martegani, che tutto il mondo viva e abbia pace. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Coi dadi si stanno giocando le stelle, con gli spot sono bravi a venderci sorrisi, e noi davvero chissà, chi lo sa con quale voce parlare, e così per caso nasce una canzone, forse stupido ma è la più bella di tutte, ci stacca piano dal cuore, è la più bella di tutte, è una canzone d'amore, è come un sasso leggero. Guardo la mano, poi guardo in su, lo tiro in alto e non ritorna più, è un miracolo, no. Se il sasso nel cielo è già una stella cometa, se fosse per questo che hanno inventato la radio e le gite all'aperto, le corse in bici sotto i cieli blu, proprio come quando c'eri tu. Yeah, 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 yeah. Coi dadi e poi con le guerre, coi robot che sanno già fare l'amore, per noi ancora qui, proprio qui, con tante cose da dire, e così in silenzio parte una canzone, sembra stupido ma è la più bella di tutte, si stacca piano dal cuore, è la più bella di tutte, ecco la rima amore, è solo un sasso leggero, guardo la mano poi guardo in su, lo tiro in alto e non lo vedo più, è un miracolo, no, che il
sasso nel cielo è già una stella come te. Forse proprio per questo che hanno inventato la radio e le gite all'aperto, i vestiti di seta, le corse in bici sotto il cielo blu, le corse in bici sotto il cielo blu. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.